Questa attività è stata realizzata con s'aggiudu de sa Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, articolo 22. Saluti a tutti e per la puntata di oggi di Cosas Bellas. Siamo venuti in Marmilla, a Avas. Avas è sabida che in 1891 ha fatto nascere un uomo manno come Antoni Gramsci e difatti noi siamo proprio una prazza dedicata a esso e in questa scultura che ha antiposto noi su primo di maggio del 1977 è fatta da scultori manno Gio Pomodoro arrecodata con incisioni scacipunti un paio della vita dei pensatori di noi de Avas. Ma Avas è connota, non scetti poeta esti sabida di Antoni Gramsci, ma poeta questo luogo esti sedi obispali, infatti c'è una seu manna, questa dedicata ai Santus Petru e Paolo, e dunque esti sa sedi obispali più spitticca de tutta l'Italia. E dunque noi, Cosas Bellas, non atturaus a saberirare noi in Avas, ma eus andai in un brughiceddu che si serre a Zeppara, a un museo dedicato ai giochi antichi dei spicciocchetti di una borta, e dunque andaus a Chiara Muroni, poi sapettere, poi si fai conoscere tutte le fainas che studiano in questo museo. Andaus un pari a Zeppara. Entrai in noi e come torrai di più, una cosa troppo bella. Saluti a Chiara Muroni. Chiara Muroni, tu sei una cooperativa e te fai parte, come te che gestesi questo museo dei giochi antichi? Noi siamo una cooperativa che si seria da cultura, siamo una cooperativa che si nasce nel 2009, lavoriamo in tutto il territorio regionale. Non teniamo scelto questo museo, ma lavoriamo in tutto il settore della cultura e del turismo. Cominciamo a lavorare in noi nel 2018, siamo pregiate, noi siamo 4 femmine, portiamo professionalità diverse, abbiamo studiato archeologia e storia dell'arte. Faccio sa guida turistica e mi piace di mera. Ho cominciato in questo museo nel 2018 e ho fatto un ammodernamento di questo museo perché quando siamo arrivati sul museo vi era ancora come quando dati inaugurato. Cioè con queste cose? Con queste cose. Questo è un museo proprio fatto per tenere tutti i giochi tradizionali della Sardegna. Ma questa bella vaina mi pare che abbia fatto un professore di noi, non mai stai in scuola, questo Nando Cossu, e i suoi ti ha fatto a saperità nel 90 via. Nel 90, Nando Cossu via da un professore esperto di etnoantropologia, che lavora in nome della scuola media statale di Avas. E ha fatto nel 1993 un progetto spipioso di questa scuola che ha fatto scoprire tutta la tradizione sarda dei giochi antichi e spicciocchetti impari ai maestri, ai famiglie santi. Tornavo a fare con mouse tutto i giochi. Ma questo gioco non è sapere, noi abbiamo appunto tutto di canna, poi usabili altre cose, ci sono spippiate mezza, ci sono armisgetta, del gioco dell'inna e tutto canto. Ma questo di canna sono primi che hanno tornato a Pognapillu con questo professore. E questo gioco però, usaiano vinse saccando. Anni 60, 70 e tanti scienze. Funti tutto il gioco che spipioso, ma non c'è spipioso, penso che hanno pure usando può giocare, vinse se hanno su 50, 60, poi
quando sono arrivati tutti i giochi moderni, con il boom economico, un po' su sa maniera di giocare è cambiata, i spicciocchetti sono giocati anche più in questa strada, è cambiato un po' su sa vita, narauso. Ma i nonnus e tutte le persone anziane che hanno intervistato in questo progetto hanno detto che abbiamo giochi utilizzati penso agli anni 60, ma 70 pure, penso. E usavere i giochittelli che mancai in mera dello usato che si sei castiendi, anche usavo quando diventa picciocchetto, squadre di vegana. Sicuramente. Tutto questa cosa. In noi c'è che voi di interessati di Brusu e spicciocchetti che venite noi a Castia, in questo aposento. E noi in questo aposento portiamo su esposizioni più antica, come è nasce la prima volta nel 2012 e si fatta una mostra, hanno fatto una mostra. Hanno fatto la prima volta una mostra, poi vai via tutto su Italia hanno fatto con questo progetto, poi dopo hanno deciso di fare una collezione permanente, un'esposizione in un museo e sul museo è nasciuto il prodotto con questo allestimento fatto di canna. Narauso che poi spicciocchetti è preno di cosa bella sapere, potevo subire un tipo di carraboisi che vi ha fatto tutto di canna e vi ha fatto non c'è tipo vai B come ti viene fatto sui scarros ma viene utilizzato sicuro dei più per giocare e va a sfida. E noi c'è canna e ottigo, canna e linna? Canna e ottigo, linna, sì. Hanno utilizzato tutto questo che ha cattato nel suo territorio e questo che si poteva utilizzare. Narauso che questa tipologia dei giochi è una tipologia diversa, poi potete usare strumenti usati per si spostare, come i scarrus o i sbraccas, su trenino. Poi portavo su meta giochi che andata a imitare le armi, potevo subire fusilli, pistollas, sarco e savreccia. Chi c'è di noi? Sarco questa freccia aveva un gioco fatto dei spicciocchetti ma pure dei mannus che da aiutare ad uso costruire e fia bello poi da ogni pipio poteva fare su proprio, tu poteva fare manno canto lì ad usando su materiale narauso che ho lì ad. Altro tipo di giochi, funti invece di giochi di abilità manuali. Dunque, sa chiaro, noi usando a vidi i tradotto cesti, questa pipia de vezza, ma prima ancora usabili altri aposenti. Ma questo luogo, ita via prima, una scuola elementare, ita ci via da noi? Questo luogo via da scuola elementare di Zeppara. Zeppara è una bitichetta pittia nel suo comune di Avasa. Via utilizzata come scuola, tanti usata fino agli anni 90, poi da anni parata serrata e hanno deciso di utilizzare per ospitare questa collezione. Dunque, se noi andiamo a sapere questa scuola, poi bene a grosità, se cosa devi domandare, e Marco sì, che se no andiamo a intro, andiamo a sapere tutto c'è in noi. Beh, Chiara, bello, in noi di adesso sono un mondo di spanto, in noi c'è questa barduffola, noi ci giochiamo un mera picciochetto nella beritari, in prazza, andante a scuola, con gli amici miei giochiamo su mera con questa barduffola, ma che tutto c'è in questa mesa? In questa mesa ho posto altri tipi di giochi, di naro che non esistono con chi giocava con questa barduffola, poi da questo è un gioco che poteva fare i maschi e i femmine pure. E ho subito prima che due punti meta gioco su per maschittello, fusilli, pistola, e noi portiamo su un gioco che è su simbolo, penso, dei anni passati. Questa barduffola viene fatta di linna, usai noi andiamo su po' da capiare lo spago bolentino. Lo compriamo in drogheria, ci poniamo su un tappo di birra, di tradotto via, poi da guardare bene in soldino, ma abbiamo su mera
Aici, Narauso che viene fatta con gusto che uno portava e noi dava diventa con salina de uia. Sti fatta con una forma che poteva usare iconica, sì. Portata questa iscanalatura proprio per fai girare su viu, certo. Messa punta ponianta questa puncia. Con la bardunfula si poteva fare diverso su gioco, si poteva fare scetti girai, spiccioccato su bravo. Da vogliamo su con sa mano, da pigliamo in mano e da vogliamo girare. Spiccioccato su bravo, sì, da fare diventa girare un minuto su deu uscire. Ci viene da due maniere, giocare a bardunfa, ci viene questa femminetta di Aici e invece questa masco che da doppia sta di Rai. Via da covaccare, dunque si doppierà e via più difficili se no si giochiamo a Aici. Io non scio che tu hai mai giocato a un gioco che si era parotto. No, questo no. Via da un gioco che si fa da un dundu in terra e si pone a petricheddas. I spicciocchetti su de pianta di rai sa bardunfula e su primo chi picata sa petrichedda deppia decidi un altro dei giocatori e su giocatore che via da sceperau deppia da poi sa bardunfula sua a intro e si gioca da Aici finza che non ha parlato ass'ultimo chi vinceva tutto sul gioco. Vabbè, noi giochiamo differentemente. Dunque, se noi su Barrallicco, questa cosa questo è un gioco similare a su Barrallicco, ma è prumano, poi ti avvia da usare da tutta questa famiglia, in su periodo de Pasca Manna. Invece sì, noi teniamo matracca a roda, de canna, taulitta, matracca, taveda e tutto canto. E carro su non ti manca. Carro su de ogni qualità. De ogni qualità, pittius, mannus. Questa cosa bella che conti questo. Ma questo non funti questo che ha fatto il maestro, il corso da insano, funti questo su. Funti questo su. Tutto il gioco su, che noi potevo subire, nel suo museo, funti tutto il gioco su questa collezione fatta su 93 a su 96. Un scantumane cosa, è un nao, armiceddas e tutto canto, con i punti sfusilisi, è bello, bellicetto questi sfusilisi. E poi invece altri fusili di canna, insomma, una bella cosa in noi. S'ammacchianta spicciocchetti sicuramente. S'ammacchianta, sì. Noi fate uso pure quando i spicciocchetti subito a visitare sul museo, fate uso proprio del laboratorio. Che punti delle esperienze, voi spicciocchetti, poi gli studenti, se voi poi vai con il mouse, i giochi, e di fare fare cosa diversa. Dentro di questo museo ho usato pure un logo piccolo per lavorare salina e poi fare gioco nouso. Bello! Con quota è capitato che i spicciocchetti sono fatto proprio fusilli, pistolas e giochi. Noi sul museo poi questo gioco. Teresi uno scanto di Zulitto, su dunque sa gioco su e sono, su e tutto canto, poi bio furrianughe, una belle cose, noi c'è sti sciappette, insomma, ogni che sia cosa che si poteva fare in Sandu su un canna e con l'inna da Denesi o altro. Nei giochi che va in sonzu, due stivuru sa salsa carredda, via da usata in campagna poi fai vui narausu i spilloni dei scampus coltivausu, ma via da usare pure dei spicciocchetti per giocare, per fare rannegare sa mamma o su babbo fendi carraggio. Iniziando i raggi sono amici se si intrendi in su sentino quando vediamo troppo burdello e tutto canto. Dunque è bella quest'altro apposito, ci conti cose di aereo su d'importo che si ventilorrai a sa memoria di quando abbiamo spicciocchetti chi ne è su visitatori sul museo dei giochi antichi? Su punti certi picciocchetti o ci punti in mano, su turisti, come funziona? Narausu che su visitatori è un visitatori vario, poi tabenti spicciocchetti come si scollasa, in su periodo che è andata da marzo fino a maggio, traballausu si scolarescasa, si scolla dell'infanzia, primaria, secondaria. I spicciocchetti subenti, come maestra, avanti sa visita, ma fate pure altre attività come laboratorio. Un altro visitatore è sa famiglia,
dove punti diverse famiglie de noi, de sa Sardigna, ma vinza sa famiglia de turistas, che ho scoperto questo mondo, poiché questo museo è unico in tutta la Sardegna che esibì questa tipologia di gioco, depesi bene noi. Sì. Ma ho fatto visita pure con l'università della terza età e vinta con gruppi di francesi o tedeschi che studiano antropologia o etnoantropologia, e sono interessati a conoscere i giochi antichi sardi. No, ma Chiara, tu hai fatto visita in italiano, in francese, ma in sardo non sei mai fatto? In sardo no, è la prima volta che faccio questa visita in sardo. Con questa trasmissione delle cose belle e ho fatto quest'altra esperienza pure. E devo dire, noi abbiamo un altro bel apposento mano a mano, da c'è Stengonis. In cui portavo i furri a drogas, che noi usiamo ancora bio, e questa pure viene fatta con linna, canna, ma poi usare pure cose che abbarrantano delle attività quotidiane, come i bottus, arrocoso de bottus, o arrocoso de telefono, dopo giocando con e poi tu portavo su gioco sul telefono, che andavo ancora. Andavo. Beh, dunque, se entravo su noi, Chiara, devo sempre questa curiosità del suo telefono, devi ciocchetti, tu facciamo più con i stassa, di stacci di cedda, e invece se noi, tu fonti di bottuleddo, sa no? E noi picavo due bottighetti, sono uscito da Itta, probabilmente pianta della matita o qualcosa così, e hanno fatto su telefono. Dunque, uno ha fatto una satra. Uno ha fatto una satra. E si gioca con cose fantasia che c'è lì dei ciocchetti, ogni cosa si poteva fare. E infatti noi altro botto su Brusmanno, su questo via sempre delle conserve, sì, Natale, forse si bottono dei pomodori pelati, tomata e tutte queste cose, e ci va diventa noi trampoledus, no? O ci vuole diventa cosa? Su sparabotto, si zigliata, tu va diventa Sattiai, no? Si spazianta aici. Dunque, però in noi, in questo aposento, bene Chiara, mi pare che ci funti, tutto così te, tu hai chiesto di una barchicetta o di un treno, in noi fatto con le scatolette, sa? Antipicavo le scatolette dei satrias e hanno fatto questo giochetto che viene usato come bracchettetta, dopo niente a mensacqua, su frumini o messo l'acqua pure, giocai con questa bracchettetta, ma dopo di utilizzare vinza come trenicello e veniamo a terra entro dei vagoni, seriamo su seriaici e tu tiranta come ti fessi di un trenicello. Altro gioco su? Un altro gioco questo è sta furia droga. In italiano girandola, è fatta con sa canna e noi quando arrogo sempre de botto, ma dopo di andare pure uscetti de canna, di portare su medas e noi messo museo come cussa. Cosa futti tutto de canna, no? Tutto de canna. Si può andare a correre, spicciocchetti, da fare a girare con subente. Questo è uno spazio umano, cosa che non costanta nuda, si da sfadianta in domo. Questa cosa da piccare se invece sta funti. Questa cosa sa funti canna, sa può andare a piscare. Poi tanta pure su gammo. Da usare andavo a giocare in domo, ma poi andare in pinza su frumini, poi piscare con qualcosa. Dunque, e questo è un altro aposento. E va dei biri dopo che sei passato su questo luogo e dopo ti savetta, dei facesti. Dopo portavo su esposizioni dei pipias de Vezza, dei spru narausu. Ma prima ancora mi pare che ci avuto i scarrucci i scarrucci un'altra cosa che questo chi tiene di sedare mia giocai a picciocchetti, tutti teniamo tutti i ginughi arrogati e noi tutto in mano sa cittotto che su manubrieto ogni tanto si segala e dunque teniamo sempre noi su sanguni e sa grossa e tutto canto e dunque se usavi i scarrucci su de canna, poi portavo su spippiasa de zappus, a fine portavo su i squaddedus e i scriccus. Accabavo su con i squaddedus che andavo a sapere in pari si fa pregere in cose belle de oi, che su questo
museo di un canto Bottas a Zeppara, che è questo Brughigeddu de Avas, e noi c'è sul museo adesso 2012, cioè Adesso 2012 esiste questo museo, ma vosaltro sicuramente cooperativa, dove si che noi siamo adesso 2018. E di Chiotto. E dunque, e noi sul mondo dei spicciocchetti, su chiaramente mancasse la mia, si ricorda mera cosa, dunque ma voglio convidare, conoscete spicciocchetti, sa bene come giocanta e spicciocchetti di insato, ma in manno spuro e ci venite, si ricordano come si offende Dio, insomma, tante cose che facciamo in santo. E andavo a sapere i scarruccelli, andavo a fare noi, ce ne punti mega a noi, E dunque, i scarrucci sono una delle cose che mi piace più del Bruzzo, del Castiano, ma ci dite di ogni qualità di noi, questo dell'inna, e questo che faremo dei picciocchetti, invece questa cascetta. Questa cascetta è un altro tipo di carruccio, i spippiusi si pongono proprio a intro, gli spicciocchetti si piantano ci potete stare pure due spicciocchetti a intro e via da tirare con due fumi. Punti tutto il gioco che viene utilizzato in strada e noi dobbiamo un'altra versione in Arausu che si serve sempre su carruccio di canna e via da usare o giocare a sauso o metà picciocchetti si diventa pure a sfida a chi è arrivata prima. E voi belli gente questo pure, ma e poi entravo, e io già quasi tutto cosa di maschettello, se ne sa verità, poi ti avete il maschio su Macaca se organizzare niente a fare il gioco, però c'è tutto questo mondo dei spicciocchetti, dei spippias, che in Santos non esisteva Barbie, mi pare, no? No. E dunque io sapevo che commenti punti, bambuleddas che va diventare in Santos, bene con me e da Castello sul Pari, andavo sul teatro. Questo è il mondo dei spicciocchetti, dunque a me mi piace pagare per spago, non sa verità, però mi piace a me la gusta bambuletta e questo come è fatta? Questa bambuletta è una delle più particolari che portiamo in noi, è una sorpresa, non la usaici, è fatta da una crocoriga. È una crocoriga, pittedetta e danti vostro sagunedda. Ispiusu e su capededdo. Ma è troppo bella. Bellicedda. Questa è una bambuletta, non è una pipia de bagno, de bessa, no. È differente. Invece si tratta proprio una pipia tradizionale in Diteresi, lo scaldo a piccare e noi il massimo si dà per i viri, che da se sono quadrata a stotto, è più semplice in Arauso. Questa no? Piccata in Arauso fonti si più semplici, si fatta con cosa con un moncadoreddu o con sa raffia, con gusto che si portava in Arauso vai bambula, non tutto si può diventare sa propria tipologia de bambula. Savrusu una rausu classica, via da fatta ici, si pica da un lanzoro che manca il nostro via prusu in domo e via da tutto arrotollao, pinnicao e frimmao con un lazzo, strinto. E si fa via da una rausu questa parte dessa bambola e poi dopo si passava a fare i gonnedas, i giacchittedas, a savini che io lì da poneva poi pure i spiusu e fai sa facci. Sa facci poteva essere così, come te custa, o poteva essere colorata con scaorisi. C'è una signora di fantasia, però, è molto bella. E noi c'è addirittura una sposa, no? Noi votiamo addirittura una bambola che poi te è spippia, sposa. sapremo cosa che pensa, integandosi con questa cosa bella, questa vestimenta bianca, e dunque siamo fatta ici. Questa è bella, hanno fatto pure su questa decorazione mensa conca con tutti i floricelli. E dunque se noi, cosa possiamo dire? Ma e noi abbiamo fatto pure sa mesichedda. Sa mesichedda con scanicheddus. Scanicheddus, è bella questa cosa che sta posentendo. E dunque se noi è sul mondo dei spippias. Dei spippias, portano pure i boccios de zappusu. Zappusu che non su Santa Cruz, narausu serrausu con
con su viu, con sa raffia. E giocando a palla avvelenata. Oh, i spicciocchetti su in scuola fanno sa boccia con su paperi e noi da diventare con i zappus. Dunque, è chiaro, noi poi serrai questo più nostro, ma c'è ancora mera cosa de biri, c'è tutto sul mondo le squadreddu de canna, dunque se andavo su un cunisi e via uso quest'altra parte sul museo dei giochi antichi, dei noi de Zeppara, dunque se del comune di Avasa, andavo su mare. Andavo su. Beh, questo apposento pure mi piace in meno, non c'è verità. Con questo pure ci ho giocato tutto, i maschietti giocavamo tutto con le cose. Quando non teniamo canna, bastava su bastone sa scova, basta che ci via qualcosa o giocai. E qua dentro su delle donne calitarie, no? Poi c'è questo in pezza, addirittura tanti fatti i giochi su i buttoni, è una cosa proprio, questa di adesso fatta bene ed è importo umano. Sì, potevo usare questo guardello di canna, è uno dei giochi più tradizionali che portiamo noi in Sardegna. Questo è su apposento che mi piace di più di tutto il museo. Non c'è poi a Savini, sul riservato, ma è bello poi noi, grazie a Dollunai grazie a sa curadora del suo museo, che si chiama Anna Rita Punzo, e uso tornare a fare in allestimento del suo museo e in questo spazio i squadretti su de canna funtisi collegati alle tradizioni popolari della Sardegna. Poi i spicciochetti va diventare i giochi su aici, poi andai a quadro che è una cosa quotidiana di ogni dì. Certo. Ancora oggi noi portiamo su queste tradizioni con cui scorsa fatta con i squadri su meta logo su questa Sardegna e noi abbiamo posto proprio sul riferimento a due feste tradizionali della provincia di Oristano che appunto sono Sartiglia e Sardia de Sedilo. Su quadro non è scelto un gioco e noi ma è pure un elemento, una rausa. Dunque, bandereddas e arrositeddas. E dunque, ogni cosa. Bello questo luogo. Ma e noi ci avuto altre cose, il circus? Il circus, sì, poi abbiamo fatto con questa roda di bicicletta. Si fa una sfida che è andata atteso spingendo su gricco con su bastoni e noi votiamo i biccus, i birilli, in italiano, punti fatto su dell'inna con due verda usata come boccio a narausu e questo è un'altra tipologia di guardello, non è semplice come questo ma è fatto con questa roda, è un pacchetto più complicato. E questo è sofisticato, un gioco bello, e figurati, a tenni gusto, via una cosa di lusso di adesso. E dunque, devo tornare grazie a Chiara Moroni, se si accompagnava, se si mostrava, tutta questa sfaina, grazie a tutta questa cooperativa, e me ne ho avuti 6 in 4, no? Come te che si serve, invece da salutare a tutti. Noi usiamo questa cooperativa Cultura, si serve Chiara, Francesca, Sara e Daniela. Ah, bene. Dunque, grazie a vosaltros e convidiamo a tutti che ne si stanno sicchendi in domo, di venire noi, poi di adesso è una cosa che tocca su coro, poi abiti tutte cose che usiamo quando abbiamo spicciocchetti, su dunque andrà bene. E noi però, prima di si salutare e di si naita alla suzzeri Domenico Chibenidi andavo a un dicessi ingresso, accoglienza e tutto, poi c'è un amministratore di Avasa, Amedeo De Iola, e isso sa raccontare in porto denico, questa comunità e tutto, questo luogo, canto attivato e tutto canto. Dunque andavo a conoscere, a intendi Amedeo De Iola e poi si salutava sul pari. Dunque, saluti Amedeo e siete amministratori del comune di Avasa. E torninai a Avasa, una bidicenda del 1400 anni, se mi pare, una cosa ici. E attenni un luogo di importo 10 anni, questa tradizione dei giochi antichi. Dunque, il comune di Avasa è di grande importanza per il museo di Aici, perché
dona questa opportunità a me la gente, specialmente per i giovani, di tornare a vedere i giochi che si usano in antichità, fino agli anni 60, 70. E voi avete fatto uno sforzo umano, potendo questo museo, ammaniare e tutto quanto, di mantenere sempre 10 belli. Sì, come amministrazione stiamo cercando di fare tutto il possibile, compatibilmente con il finanziamento, tutto il possibile per poi migliorare. Abbiamo cominciato con un allestimento interno, si usa bene i traballi esterni in struttura, tra poco abbiamo cominciato i traballi interni, tipo pavimentazione, illuminazione, e altri traballi, in modo da rendere sempre più belli e accessibili per la gente. Ma a noi sapere l'idea che dopo voi, per la prima volta, è già bello di essi, ma questa cosa più importante è che c'è gente brava, chiara, che sta accompagnando, è appassionata, la fai conoscere tutti questi beni di noi, i giochi antichi e dunque si senta a spaziare, a conoscere, ma no, c'è sul laboratorio, tanti belle cose poi su pubblico. Dunque grazie e complimenti a vosaltro su tutto quello che si fendi per questo museo. Invece con vosaltro, amico mio, sì, Domenico Ghibeni si fa il piacere, vuole dire un'altra puntata di Cosas Bellas, potete venire con noi in Berchida, andare su Gaddura, poi c'è un museo multimediale del Subino Bono, del Vermentino, poi in cui si fa anche questa bella produzione, anzi questa buona produzione. Dunque io conosci bene sul Museo del Subino del Berchida, si sapere in Gunisi e grazie a tutti e a si con pregio e con saluti, con altre cose belle degli TV. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, articolo 22.